Oggi, 2 novembre, ricorre il giorno della commemorazione dei defunti. La messa al sacrario dei caduti al cimitero Bonamorone d'Agrigento. L'intervento del vicario del vescovo, Don Giuseppe Cumbo. Proveremo a chiedere al Signore di valorizzare il tempo che è messo a nostra disposizione perché la nostra vita sia... Saggio di vivere con fede questa giornata della commemorazione dei fedeli defunti. È una giornata in cui si intrecciano il ricordo e la gratitudine, il ricordo delle persone che ci hanno preceduto, ma la gratitudine per quello che hanno seminato poi nella nostra storia personale e anche il contributo che hanno dato anche per la società civile. Quindi è una giornata che per noi cristiani è anche un ricordare, ma nello stesso tempo anche rinnovare la nostra fede nella risurrezione del Signore, sapendo che la morte non è l'ultima parola, ma è stata sconfitta dalla risurrezione del Signore. E noi in quanto battezzati siamo uniti a Lui nella morte, ma nella vita anche. L'arcivescovo invece è a Linosa a celebrare la giornata dei defunti. Sì, celebrerà con il cimitero di Linosa, cimitero molto più piccolo di quello di Agrigento, ma di una comunità che vive e opera in quella piccola isola dove comunque sono sepolti anche alcuni migranti. È stata una scelta anche per dare attenzione ad una piccola comunità che magari di solito in questo periodo non è stata molto attenzionata e quindi un modo per condividere anche con quella gente la commemorazione dei fedeli defunti.